Gloria al Signore. Apriamo la Bibbia nel Nuovo Testamento, in Luca, capitolo 8, dal verso 26 fino al verso 39. Luca, capitolo 8, dal verso 26 fino al verso 39. Grazie per esservi alzati in piedi. Vogliamo onorare la parola di Dio. E sapete, il Signore inizia già a parlare quando noi leggiamo la parola di Dio. La stiamo leggendo, il Signore già ci sta parlando. Amen? Amen. Dio sia lodato. Amen. Approdarono nel paese dei Geraseni, che sta di fronte alla Galilea. Quando egli fu sceso a terra, gli venne incontro un uomo della città. Era posseduto da demoni e da molto tempo non indossava vestiti. Non abitava in una casa, ma stava fra le tombe. Appena vide Gesù, lanciò un grido, si inginocchiò davanti a lui e disse a gran voce: «Che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti prego, non tormentarmi». Gesù infatti aveva comandato allo spirito immondo di uscire da quell'uomo di cui si era impadronito da molto tempo. E anche quando lo legavano con catene e lo custodivano in ceppi, spezzava i legami e veniva trascinato via dal demonio nei deserti. Gesù gli domandò: «Qual è il tuo nome?» Ed egli rispose: «Legione», perché molti demoni erano entrati in lui. Ed essi lo pregavano che non comandasse loro di andare nell'abisso. C'era là un branco numeroso di porci che pascolava sul monte, e i demoni lo pregarono di permetter loro di entrare in quelli. Ed egli lo permise. I demoni, usciti da quell'uomo, entrarono nei porci, e quel branco si gettò a precipizio giù nel lago e affogò. Coloro che li custodivano videro ciò che era avvenuto. Se ne fuggirono e portarono la notizia in città e per la campagna. La gente uscì a vedere l'accaduto e, venuta da Gesù, trovò l'uomo dal quale erano usciti i demoni, che sedeva ai piedi di Gesù, vestito e sano di mente, e si impaurirono. Quelli che avevano visto raccontarono loro come l'indemoniato era stato liberato. L'intera popolazione della regione dei Geraseni pregò Gesù che se ne andasse via da loro, perché erano presi da grande spavento. Egli, salito sulla barca, se ne tornò indietro. L'uomo dal quale erano usciti i demoni lo pregava di poter restare con lui, ma Gesù lo rimandò dicendo: «Torna a casa tua e racconta le grandi cose che Dio ha fatte per te». Ed egli se ne andò per tutta la città, proclamando tutto quello che Gesù aveva fatto per lui. Amen. Amen. Potete accomodarvi, gloria a Dio. Alleluia. Come intestazione in questo brano, nella mia Bibbia, credo anche nella vostra, è scritto: Gesù guarisce l'indemoniato di Gerasa. E hanno accostato questa possessione demoniaca ad una malattia. Ci sono malattie fisiche e malattie spirituali, ma sappiamo che il Signore, il nostro Dio, può guarire da qualunque malattia. Amen. Gloria al Signore. Approdarono in questo paese dei Geraseni, un paese che sta di fronte alla Galilea, e quando Gesù fu sceso dalla barca, gli venne incontro questo uomo posseduto. Era un uomo che viveva in quella città ed era posseduto da tanti demoni. Era un uomo che aveva incontrato
non il Signore nella sua vita, fino a quel momento, aveva incontrato un altro Signore. Ma il nostro Signore è il Signore dei Signori, Amen. il Re dei Re, l'unico solo vero Dio, al quale tutto e tutti gli sono sottoposti. Amen? Amen. Fino a quel momento quell'uomo ha vissuto una vita tormentata, posseduto da demoni. Stava sempre nudo e stava non in una casa, viveva nelle tombe, dove c'era morte. Lui viveva. E queste sono le persone che sono sotto il dominio del nemico delle anime nostre. Queste sono le persone che non hanno incontrato la grazia di Dio. Queste sono le persone che vivono schiave. C'è chi vive schiavo in un modo palese, chiaro, come quest'uomo. Era chiaramente posseduto, tutti lo sapevano, dal demonio. Ma ci sono schiavitù che non sono facilmente visibili ed individuabili. Ma le persone comunque sono schiave. E falsamente ci si inganna pensando che siamo uomini liberi. Se sei sotto il peccato, tu non vivi nella libertà, ma vivi nella schiavitù. Sei schiavo o schiava di qualcosa, di qualcuno. Dio è venuto in forma umana per liberare l'umanità. Alleluia. Gesù ci ha liberati. Amen. Amen. Eravamo anche noi schiavi, posseduti tra virgolette, non in una forma così chiara, ma eravamo legati al peccato. E posso testimoniare che nella mia vita Cristo ha spezzato queste catene. Amen. Un giorno, in un istante è bastato al Signore, una frazione di secondo, che nella mia vita è entrata la vera libertà. Alleluia. Gloria al Signore. Quell'uomo sente il bisogno di sottomettersi a Cristo Gesù. È controllato dal demonio, ma anche il demonio deve sottomettersi all'autorità di Cristo Gesù. Amen. Amen? Noi non sottovalutiamo la forza del nemico ed è bene non sottovalutarla, ma colui che è in noi è molto più forte di colui che è nel mondo. Amen? Amen. Il nemico è forte, Satana è forte, ma Gesù Cristo è molto più forte. Amen. Il nemico è potente, ma Gesù è onnipotente. Alleluia. Amen? E quando leggiamo che ogni ginocchio si piegherà, vuol dire che ogni ginocchio si piegherà, anche le persone che sono possedute dal nemico devono piegarsi e sottomettersi davanti all'autorità suprema. Alleluia. Non c'è autorità più grande, maggiore di quella di Cristo Gesù il Signore. Amen? Amen. E questo episodio è una chiara testimonianza che anche il nemico deve essere sottomesso a Cristo il Signore, Alleluia. al nostro Signore. Amen? Amen. Alleluia. Spero che ognuno di noi questa mattina acquisisca una consapevolezza. Noi siamo forti, Amen. pur essendo deboli. Grazie. La Chiesa è forte, pur non avendo grandi mezzi. La Chiesa è di Cristo. Amen? Amen. Alleluia. E la Chiesa è dotata di una forza invincibile, Alleluia. che viene da parte del Signore, colui che è invincibile. Amen. Amen? Amen. Alleluia. Che c'è fra me e te? Questo uomo dice: che c'è fra me e te, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Anche Satana riconosce
chi è Gesù. Alleluia. Non può non riconoscere chi è Gesù. Che c'è fra me e te? A me non c'è nessuna cosa in comune. Ed è bene che i credenti acquisiscano anche questa bella realtà, questa gloriosa realtà. Non c'è niente in comune fra le cose di Satana e le cose di Dio. Alleluia. Noi che apparteniamo a Dio dobbiamo scegliere le cose di Dio. Amen. Amen. Amen? Amen. Non possiamo fare di tutto qualcosa di buono. No. Nel mondo c'è qualcosa che è buono e nel mondo c'è anche qualcosa che non è buono. I credenti in Cristo, coloro che hanno fatto un'esperienza con il Signore e che hanno incontrato Gesù, il Figlio di Dio, sanno riconoscere le cose che Dio approva e le cose che Dio non approva. Alleluia. E dobbiamo avere la forza e il coraggio di saper scegliere le cose che Dio approva. Amen. Alleluia. Amen? Amen. Anche il nemico lo sa, che c'è fra me e te, figlio del Dio Altissimo. Gloria al Signore. Non tormentarmi. La presenza di Dio può essere benedizione e tormento. Per noi è benedizione, vero? Amen. Ma per chi ha dato la propria vita a Satana non è benedizione, è tormento. E io ne ho visti tanti. Stare alla presenza del Signore nel culto e soffrire. A volte vorrei che il culto non smettesse mai, non finisse mai. C'è una bella presenza del Signore, a volte in un modo particolare, che quasi mi dispiace anche dire amen per finire la preghiera, perché vorrei che continuassimo a pregare. Amen. Si sta bene alla presenza del Signore. Alleluia. Ma quando non trovi dentro di te il piacere di stare alla presenza del Signore e ti senti in qualche modo tormentato, c'è qualcosa di spirituale che non va nella tua vita. Alleluia, Signore di vita. Chiedi aiuto al Signore. Amen. Amen. Amen? Amen. E il Signore ti libererà. Alleluia. Amen? Alleluia, perché il Signore libera. Ancora oggi. Alleluia. Gesù aveva ordinato a Satana di liberare quell'uomo. Libera quell'uomo. E il nemico diceva, ti prego, ma permettimi. C'erano dei porci. Permettici, anzi, perché era più di un demonio, no? Si chiamava legione, quindi erano... E succede. Fratelli, non vi meravigliate. E così succede. E sono cose orribili, altro che film horror. Sono realtà. Le cose dello spirito sono reali, fratelli. Esistono. Il suo nome era Legione perché erano in tanti demoni che possedevano quell'uomo. E la città, pur di tenerlo fermo perché dava fastidio a tutti e voleva anche forse fare del male a qualcuno, lo legavano con dei ceppi in ferro e quell'uomo era così capace, ma non era una capacità umana, era una capacità soprannaturale e c'è, fratelli, esistono, li ho visti, era capace di spezzare anche il ferro. Nessuno poteva controllare quella persona, ma davanti all'autorità suprema. Cristo Gesù il Signore, il nemico si è dovuto piegare. Alleluia. Gloria al Signore, amen. Amen. Non tormentarmi. Lasciaci occupare quei corpi, quegli animali, quei porci. Gesù glielo ha permesso. I demoni andarono in quei porci. Poi si immersero nel lago e furono annegati. Ma quell'uomo fu liberato. Ma questo miracolo ha provocato nella città una reazione che
A me sembra strana. Non vi sembra strana anche a voi? Tutti hanno visto, la voce si diffuse, raccontarono come quell'uomo fu liberato da Gesù. Tutti spaventati. Oh, Gesù, vattene per favore, che cosa hai fatto? Il Signore ha fatto sempre del bene e continua a farci sempre del bene. Amen. Amen. Il Signore vuole fare del bene all'uomo e l'uomo rifiuta il bene che viene da Dio. Oh, Gesù ha detto. E questa è la realtà. Una intera città rifiutò Gesù. Oh, vattene! E qua tu stravolgi la vita quotidiana, la normalità. Io ringrazio Dio perché ha stravolto la mia vita. Amen. Ha cambiato la mia vita, sì, l'ha stravolta. Alleluia. Che bello quando il Signore stravolge la vita. Alleluia. A me? Alleluia. Quella città rifiuta il Signore. Vattene, da dove sei venuto, tornano indietro. Il Signore non si impone. Se n'è andato. Ma quell'uomo aveva ricevuto qualcosa che nessuno poteva mai dargli, la liberazione. E voleva seguire Gesù. Signore, voglio venire dietro a te. Comprensibile, vero? Il Signore cosa gli dice? Torna a casa tua. Non seguirmi. Torna a casa tua e racconta quello che Dio ha fatto per te. E quell'uomo fece così. Se ne tornò a casa e raccontava a tutti come Gesù lo aveva liberato. Alleluia. Amen? Amen. Amen. Se si comprende veramente l'incontro con Gesù, viene dentro una gioia, ma una gioia che non puoi contenerla. Amen. E devi per forza, senti il bisogno di raccontare agli altri quello che tu hai scoperto, di come il Signore ti ha liberato, di come il Signore è intervenuto nella tua vita dandoti gioia, quella gioia che hai per anni cercato e che non l'hai mai trovata. Ma quando hai incontrato Gesù, hai incontrato pure la gioia di vivere. Amen? Amen. Alleluia, torna a casa tua e racconta. Alleluia. Qualcuno pensa che ciò che chiede il Signore a noi è di seguirlo, di vivere una vita trascendentale. Il Signore ti chiede di vivere la tua vita normalmente. Se poi ricevi una chiamata particolare di servizio, di predicazione della parola, gloria a Dio, Dio conosce i cuori, la predisposizione. Amen. Ma quello che chiede il Signore principalmente è che tu possa vivere la tua quotidianità in un modo felice, Amen. raccontando agli altri la grazia di Dio che tu hai ricevuto gratuitamente, Alleluia. la liberazione che hai ricevuto. Amen. E io trovo strano personalmente che un credente non trova motivo di ringraziare il Signore. Non trovi nel corso degli anni di fede, di esperienza, motivo di raccontare agli altri di Gesù. E quando non senti il bisogno di raccontare agli altri di Gesù, o non sai cosa parlare agli altri di Gesù, è perché in realtà il tuo incontro con il Signore è stato un incontro non ravvicinato, ma un incontro molto lontano che continua ad essere lontano. Anche se frequenti la Chiesa, può essere un incontro lontano. Ma questa mattina possiamo avere la possibilità di cambiare, se lo vogliamo. Amen. Amen? Amen. Puoi avere un incontro
personale con il Signore, come quell'uomo ha avuto un incontro personale con Gesù e davanti a Gesù prima si sentiva tormentato, ma poi Cristo ha spezzato quelle catene, lo ha liberato, ha fatto un'opera e un miracolo meraviglioso di liberazione, e credo che il mondo ancora oggi abbia bisogno di liberazione. Amen. È vero? Le persone attorno a noi hanno bisogno di liberazione. È vero? Amen. Alleluia! E Dio ci ha chiamati affinché anche noi possiamo raccontare che ancora oggi Cristo libera. Amen. Amen? Amen. Amen. Ancora oggi Gesù guarisce. Alleluia. Alleluia. Ancora oggi Gesù perdona. Amen. Ancora oggi Gesù annulla l'effetto del peccato. Alleluia. Ancora oggi a Gesù sono sottomessi i demoni. Alleluia. Amen? Amen. Alleluia! Guardate che le possessioni è qualcosa che prima, quando ero ragazzo, si vedevano più spesso, almeno giù da noi in Sicilia, si vedevano spesso queste cose. Adesso non ne vedo più, nel senso fisicamente, umanamente parlando, ma chissà quanti sono legati ancora. Chissà quanti sono posseduti. Dio ci ha dato una grande forza. Alleluia. Ci crediamo? Amen. Amen? Amen. Dio ci ha dato autorità. Amen. Dio ci ha dato lo Spirito Santo. Amen. E quando predichiamo la parola di Dio, stiamo danneggiando il regno di Satana. Quando annunciamo l'Evangelo, stiamo dando possibilità alle persone che ascoltano di essere salvati. Amen. Perché l'Evangelo è salvezza per chiunque crede. Amen. Amen. Alleluia. Dio ci dia grazia di realizzare la sua parola. Amen. Non vogliamo essere credenti che vivono così sporadicamente l'esperienza con il Signore. Vogliamo vivere un'esperienza personale forte con Cristo Gesù il Signore, che ancora oggi vive. Alleluia. Ancora oggi possiamo dire Cristo è risorto, è vivente. Amen. Ci raduniamo come Chiesa nel nome di Gesù. Alleluia. E quando 2 o 3 sono radunati nel mio nome, dice Gesù, io sono lì presente. Alleluia. E quando c'è la presenza del Signore, tutto è possibile. Può accadere di tutto. Le persone possono essere liberate dalla possessione. Le persone possono essere guarite dalle malattie. Amen. Amen. Il cuore dell'uomo può ricevere gioia interiore. Alleluia. Può ricevere la gioia della salvezza. Tutto è possibile per chi crede, vero? Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Quando si cerca aiuto al Signore, l'aiuto viene dal Signore. Alleluia, come dice il salmista, io alzo gli occhi verso i monti. Da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dall'Eterno, che ha creato il cielo e la terra. Amen. 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 Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo stare in comunione con il Signore. Cerchiamo il Signore, fratelli. Chiudiamo gli occhi, apriamo il cuore, cerchiamolo col cuore. Alleluia.